Allora, Fonni ha 4.000, poco più di 4.000 abitanti, è il paese più alto in Sardegna, sorge alle pendici del Monte Spada e non distante, appena 15 km dal Broncospina. Nell'edizione di quest'anno intendiamo confermare quanto di positivo offerto da Fonni in occasione di Autunno in Barbagia. È un'occasione fondamentale in cui migliaia e migliaia di turisti vengono a Fonni e possono conoscere e toccare con mano gli aspetti principali, gli scorci del paese, i nostri murales, le produzioni artigianali, quindi anche la bontà della nostra gastronomia. È notissimo il biscotto di Fonni con il caratteristico uncino finale che lo contraddistingue, che è composto di solo 3 ingredienti, molto semplice: uova, zucchero e farina, che però abilmente combinati con il segreto della lavorazione separata del tuorlo dall'albume ne fanno davvero un prodotto soffice e apprezzatissimo da chiunque. E poi ci sono le aziende che producono pane carasau, alcune aziende che producono la spianata tipica di Fonni, Sastundas, molto soffice e assolutamente squisita. Sono le patate biologiche di Fonni, le uova che chiaramente servono direttamente le esigenze produttive. I fonnesi oggi producono e lavorano i salumi e ugualmente i formaggi. E nel corso della manifestazione si potrà assistere anche alla lavorazione del maiale, dove i pastori mostrano ai turisti come si produce, osservando attentamente tutti i principi, tutti i tempi che sono stati tramandati dai nostri avi. Sono parte integrante della manifestazione le maschere tradizionali carnevalesche tipiche di Fonni, Sas Masqueras Limpias, Urzos e Buttudos. Sos Urzos sono costituiti vestiti di bianco con delle pelli di pecora, sono spaventosi e circolano legati con delle catene che sono tenute dall'altra figura, Sos Buttudos, che sono vestiti di nero invece. Poi il folklore è ben rappresentato dal gruppo di ballo di Fonni, il gruppo folk, e dai tenores. A Fonni ci sono ottimi esempi di produzione artigianale di pelletteria, di prodotti tipici che vengono utilizzati sia all'interno del costume tradizionale tipico fonnese, sia nel rapporto con il cavallo. Altre lavorazioni tipiche, produzioni artigianali, ci sono diverse sartorie che operano da anni e soprattutto la lavorazione artistica dei marmi e dei graniti. Il pezzo forte della manifestazione del Cortes Apertas 2013 è dato dal Presepe Vivente Itinerante, quindi un evento socioculturale molto bello che con un centinaio di persone che fanno da comparsa vestite in abito tradizionale fonnese partirà dalla chiesa di San Giovanni Battista e giungerà alla grotta all'interno del cortile della Basilica dei Martiri, che fanno da sfondo a questa bellissima processione colorata. Saranno in aggiunta una ventina di coppie vestite in costume tradizionali che provengono dai altri paesi della Sardegna. Ciascuno di loro porterà alla grotta un dono tipico del loro paese.